Sabuda. Bella ragazzi, qui sono Sabu del Piocco nuovamente. Bella. Qui c'è una prigione, lì giù c'era un ponte. Però noi scendiamo prima qua giù, vero Piocco? No, va. Dove sei? Ah, ok. Qua, dietro di te. Così almeno la pioggia smette di sconquassare la quaglia. Ah, ma qui si va. No, allora andiamo dopo. No. Andiamo prima a vedere cosa si fa nella prigione. La prigione? E questa pare una prigione. Ah, sì. Ah no, qua ci sono circuiti però. Dove? Guarda. Galvin's counter TM blocked off for security reason. Ah, è stato bloccato per ragioni di sicurezza. Ma non è che non possiamo entrare qua? Vabbè. Vabbè. E allora non ci resta altro che... Perché qua c'è un pulsante ma non attiva niente. Allora proviamo a fare questo coso qua, ok? Andiamo. Tontu Sessi. No. Vai, passa prima tu. Corri. No, beh. Sei già caduto a mare. Rendos. Ma Zia. porca. Che dura veramente. Sì, infatti dura poco e noi ce lo facciamo nuotando, vero Piocco? No, il problema è uno. Se ce lo facciamo, che se forse se ce lo facciamo nuotando non riusciamo a salire dopo. Ci sono le scale. Sicuro? Sì. E allora andiamo così, va. Andiamo dall'altra parte della città. Quello è il pezzo che avremmo visto prima se non avessimo fatto il giro. 3. Perché c'è scritto 3 nella... Dove? nella prigione? Non so. Lo vedi? Vedere. No, beh. Puta, al mare dall'altra parte. Stavo anche per dire una cosa che non vide non si può stare. LOL. Ho scritto 3. Ma non è che tipo qualche enigma? Anche sapere esame. Ma cosa serve? Serve solo per abbellire questa cazzo di gru? Con la leva sotto? Non lo so. Anche nell'altro non faceva niente. E un udronu però. Un rodio. Per chi non sapesse cos'è, sudrodio in sardo vuol dire lo scoreggio. Le piesi deus drodiendo. Da qua si scende? C'è chi scende, c'è chi sale. Il gameplay lo facciamo con Ale. No. Ok, scendiamo. Andiamo lì. Bisogna capire che cazzo bisogna fare però, raga. Cioè, non è che siamo qui a fare le cose a pim pim pam. Oh no, Piocco. Assolutamente d'accordo. Allora, siccome qua prima non siamo passati, iniziamo da qui all'inizio. Ma il faro non si... al faro non si può andare. A far l'amore giù al faro. Oh. Ma quello c'eravamo anche prima. Sì, ma infatti eravamo dall'altra parte. Infatti adesso partiamo da qua. Allora, submarine base. Non entrare! Ale? Sì. Non so se si possa uscire da lì. Quindi Certo che si può uscire, c'è il pulsante. Segurusese. Prova. Ah, ok. Però Senza mori però. Ok, vabbè. Allora dopo... allora guardiamo prima questo, va. La base sottomarina. Beh. Parti? Ok. Salude sugli occhi. Bello questo modo di mettere le torce. Di nuovo. Minchia, è suggestiva. La la. Qui c'è una pepite. Cunne maraburda. Ci sono arrutto. Sono le scale. Sì, vabbè, ma qui cosa mi Un rappresenta? creeper. Ma ta cazzo te ne è impossibile. Beh. È Modalità peaceful. Beh, ma Savuda non dà. Savuda è tonta solo nel canale YouTube. Possiamo anche uscire da questa base sottomarina, va. La reputo alquanto inutile. Tapu bio. E un'ora dopo però. Comunque mi sta piacendo questa serie, ragazzi. E voi mi date qualche commento? Perché a me piace perché... boh, la mappa sembra bellina. O no, Piocco?
Sì, tranne questo cazzo ingranaggio. Oh, Cagaccio. che ghiaccio. Sì, Ma piuttosto qui la fame carina. non muore mai, cioè non viene mai. Cioè, Chi? la fame, dico, non viene mai. C'è scritto di giocare in peaceful, ma che cazzo ce ne facciamo di spada, eccetera, eccetera. Non lo so. Gelvin! Gelvin! Ci aveva detto di venire nella città di Gelvin, giusto? Oh, non me lo ricordo già più, pensa un po'. È suspicious looking bookcase. Non è che si può Suc- passare attraverso? Non No. manco per un Read hint 0 if you can't get it open. It to open. Quindi se non riesci ad aprirla, guarda l'int 1. Ma questa è una pressure plate. Beh, guarda, io non sono rincoglionito. Sono andato a vedere fuori e ho visto subito sta cosa. Qua, ole. Ok, ok, siamo riusciti già a trovare l'apertura. Però prima voglio vedere fuori. Qua non c'è niente. Sei già sceso tu? Sì, tu dove cazzo sei? Sto tornando. Oh, oh god. Allora, qua non c'è niente. C'è scritto call. Meno male che doveva esserci. Come si chiama? Non c'è un cazzo. Non mi viene il nome. Carbone. Carbone. Vabbè, la devo guardare tutte quante. Ammaro la forza. Per forza, raga. Una pepita. Con la pipa in bocca. No. Tu questo garage con una pepite. Oh Cosa god. cos'è? Ah, sta Oddio. luci c'è. Qui bisogna leggere. Aiuto, Cunnegonde! Non me l'aspettavo che ci fosse questo qua. Muori! No, guarda, non farmelo uccidere. Non ucciderlo. No, che potrebbe essere. Vabbè, ragazzi, noi siamo arrivati qua. Leggiamo la nota 2. A tra poco. Buona. Antigren, en manniska somletad efter mid. Ma aspetta, non parli svedese? Devi essere quello straniero che mi ha contattato più o meno un mese fa? Ma ti aspettavo una settimana fa. Pensavo fosse successo qualcosa di brutto. Comunque, grazie per avermi fatto uscire. Sono rimasto incastrato qua per 5 giorni, penso. Stavo facendo manutenzione nel circuito redstone della porta quando si è chiusa davanti a me. Dopo quello tutto è diventato scuro. Quindi, ho sentito che tu sei qui per la camera segreta dei creatori. Secondo la leggenda, hai bisogno di passare 3 prove per essere giudicato degno. Ogni prova ti darà un tipo di chiave. Se tu, grazie a qualche miracolo, otterrai l'accesso a una chiave, dovresti portarla alla libreria nord del paese. Si dice che la prima parte del puzzle sia situata nelle montagne sud del paese, ma nessuno di coloro che sono andati lì ha mai fatto ritorno. Ma posso vedere nei tuoi occhi che queste parole non intaccheranno la tua determinazione. Quindi, tanto vale aiutarti. Per arrivare alle montagne, segui la strada che va a sud. Ti auguro tanta fortuna. Eccoci tornati, ragazzi. Qui Bella. Salude Shubiocchi. Dopo aver letto la nota 2, dove questo tizio pare averci detto che bisogna andare nelle montagne del sud. Perché dobbiamo trovare delle chiavi. E dice che nessuno è mai tornato vivo. Beh, ma noi sì, beh. Ma noi sì, vabbè, l'abbiamo ma noi dice che abbiamo qualcosa negli occhi che. Vabbè, insomma, noi andiamo a vedere subito. Ma da si torna a serrai, ma mischineddu semmineddu. Minchia, chiudilo perché mi ha fatto spaventare. Anzi, stura sa luce vinzasa. Chiudi. Spegni la luce pure. To, vai via. Aiuto! Minchia. Ma non è che siamo immortali. Prova a chiudermi. Prova a chiudermi dentro. Io non capisco. Ho messo peaceful, no? Che siamo immortali, vai. No, guerra! Non siamo immortali. Perché ridi? Guerra. Beh. Comunque possiamo uscire da qui. Ci vuole una pizza. Però qua sotto non siamo stati. Ah no, da qua. Qui dove siamo entrati? Sì. Sì, Gelvin.
Ok, vabbè, possiamo andare avanti dopo aver scoperto di andare alle montagne del nei sud. monti. Cosa c'è questo? Eh, Per la Peppa e la Peppina. Ah, sì, questa è quella che dovrebbe portarci nelle montagne, no? A sud. Dice che perché lui ci ha dato l'indicazione che sud è verso quella parte, no? E quindi noi dopo passeremo da qua. Però prima finiamo di visitare la cittade. Ledigst. Oh, qui è pieno di merda. oh. Vediamo. Oddio, cosa ho trovato? E cosa hai trovato? Un'armatura di ferrozze. Mi davi Guddeu. Beh, Vediamo come la pudda con l'armatura di ferro. Guardate che bellezza. bella. Che una cagata bellezza. Sabuda. Minca. Torval Lavrot. Onore il Novelsire. No. Mm, Stiamo nel foga. Allora, vediamo un po'. Ok, così va bene. Che ridi? non ho capito niente. Beh, ci mancherebbe altro. Beh. No, io vi spiego. Torval Lavrot era un mio vecchio personaggio in un gioco fantasy. E ogni volta che io mi ricordo di questo personaggio mi viene... Aspetta. Hammed. Sarà la stessa cosa di prima? Sì. Sì. Dicevo, ogni volta che io mi ricordo di quel Beh, però c'è una casa personaggio qua. mi viene... Ah, poi scendiamo qua che si può scendere. Ah, no, una minca, è dove... È la stessa cosa di prima, probabilmente. Qua sotto, sì. Una pepita. Qua ci sono scale e si può scendere anche. Saremmo su prima? Non servono le scale per su. E giù? Nuda. 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 Ma something cool out. Nuda. Nuda, ragazzi, in sardo vuol dire niente. Quindi... Dicevo, Torval Lavrot, un mio personaggio fantasy, che era il signore dei Mannari, e scrissero una poesia per lui, lode al Novelsire, che si tanto ha donato, che si tanto ha Tanto ha lottato. affaticato. Bravo. Vieni? Sì. Per fin unico conseguire. Lode al Signore. Te lo ricordi? Lodi a te, lodi a te. Ok, possiamo andare anche qua avanti, adesso vediamo cosa c'è. Perché ragazzi, non bisogna lasciare mai indietro niente. Linus. Vediamo cosa c'è qua. È pieno di casse, non c'è un cazzo. Ah, un Uganigedu. Accarezzalo. Mischino. Oh, vabbè, l'ho accarezzato troppo forte, ragazzi. Poverino. Mi ero già affezionato. Devi durare di pure quando affezionato, però. No. Allora, il problema è... Vediamo dove ci porta queste scalette. Chissà se stiamo guardando tutto. Noi ragazzi, c'è scritto che si finisce in 2-3 ore questa mappa. Però noi la esploriamo, così magari la serie dura anche qualcosina di più. O no, Piocco. Beh, certo. Vediamo cosa c'è qua sopra. Oh, beh. Cosa c'è? Ma io voglio andare al faro anche però, eh. Cioè, non siamo ancora andati a fare l'amore giù al faro. No. Ti amo davvero. Ti amo, lo giuro. Cielo lì? bello duro. Che schifezza. Nel culo. Basta. Vabbè, qua è semplicemente l'altra parte della ferrovia. Quella dovrebbe essere quella da cui siamo arrivati. Sì, signore. Però lì c'è un cartello. Andiamo subito a vedere. Tic 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 dei passi. Quanto fastidiosi, tra l'altro. The Dead Hand. Beh, must be wrong way. Ah, questa è... C'è scritto dovrebbe essere una fine sbagliata. A questo punto non mettevi neanche il ponte per arrivarci e nessuno ci andava, o no? Per incasinarci. Poi si fa vedere i tempo. Peccato che non c'è il PvP, ti avrei già ucciso. No. Allora, possiamo andare ancora qua in fondo. Dove? Ma questo qua non ne perde mai di fame. Oh. Ma non capisco. C'era scritto di mettere in peaceful, io ho messo in peaceful, ma vabbè. Mi sa che in peaceful non viene fame. Ma allora che cazzo di senso ha prendere una riga di... una striscia di quelle cose all'inizio? Perché prendere la spada che senso ha in peaceful? Poi bocci di scanisi.
Ah, beh. Per uccidere i cani. Oh, e qua? Mm. Pioco? Sto arrivando. Sei venuto? Minchia. Vediamo questo, Cavolo, non guarda, questo PG, sembra il PG di COD, sembra. I sense a disturbance in the forest. Mm. C'è qualcosa che non va bene. Proviamo a cercare un pulsante. No, perché ragazzi, mi sembra strano che lì ci sia scritto... Cioè, che ci siano due torce e non ci sia un cazzo. Andiamo un pochettino. Altrimenti noi sciasciamo tutto quanto. Controlliamo sotto se ci sono circuiti. Lì... Cazzo ridi. Poi voglio rileggere il cartello. Perché manca il VD a... Questo? Hello. I sense. This was in the forest. No. Ma quello... Qua? Mm? Il tapoca... Cioè, tu dimmi se con questa texture si vede questo tasto. No. Cioè, è possibile vederlo secondo te? Assolutamente. Cioè, lo puoi vedere di lato al massimo, guarda. Sì, infatti così sembra un blocco normale. Sì, ho capito la suspect, però cioè, ci dicono vai nella montagna a sud, 130 montagna a sud. Boh, sinceramente ragazzi, forse la cambiamo testo dalla prossima puntata. E infatti apri la porta. Usciremo, Deo. E questo? Cos'è? Chiudo la porta. Beh, chiaramente. Oh, beh. Allora, vediamo cosa c'è scritto qua. Good thing. I brought a pen and paper. Ok, cosa c'è scritto qui invece? 7, 5. Aia, che cazzo è che mi fa male? Uguale più più. Uguale. Cioè? Cosa c'è scritto qua? Good thing I brought Ah, a ecco, pen ecco, and ecco. la... Allora, vediamo un po'. Il nero è il primo. Left on. Right off. Beh. Cosa vuol dire? Red int 1 if you can't solve it. No, beh, non lo leggiamo manco. Allora, left on, right off. Quindi praticamente bisogna vedere i colori. Allora, qui nero è uguale a rosso più verde più verde. Nero uguale a rosso ed è 7. Nero uguale a rosso più verde più verde. Ok, che cazzo vuol dire? Poi rosso uguale a verde più giallo. Ma sto registrando. Rosso uguale a verde più... Sì, ma... Rosso. Marrone invece è uguale a verde più rosso. Marrone uguale a verde più rosso. Qui c'è scritto marrone uguale a verde più rosso, ok. Poi rosso uguale a verde più giallo. Ma lì il rosso non c'è neanche, no? No. Nero. Il nero non era uguale a tutti. Ah, forse dobbiamo piazzare i cosi. Allora, 7 è il nero, quindi 7 uguale a rosso più verde più verde. Poi marrone invece è 5. 5 che è uguale a verde più rosso. Fammi fare un calcolo. Allora, se 5 è uguale a verde più rosso sarà 2 e 3. Facciamo che verde sia 2. Se lì è 2 e 2 sono 4 più 3. Ok, il rosso dovrebbe valere 3 e il verde valere 2, ok? Ok. E il giallo 1. Come avevamo detto, rosso 3, verde 2, giallo 1. Prova? Aspetta che rimetto queste leve come erano prima. Sì.
rosso 3, verde 2, giallo 1 dovrebbe essere. Se. Perché, vediamo, nero è 7, giallo 3, più 2 più 2 sono 3 più 4, 7. 7, ok. Quindi se il rosso è Aia. 3 sarebbe 3 uguale verde che è 2 più giallo 1. Marrone, che come c'è scritto qua è uguale a 5, è uguale a verde che è 2 più 3 che è 5. il Ok. 5. Aspetta, però non mi ricordo i colori. Allora, il 7, il verde, giallo 1, verde 2 e rosso 3. Quindi praticamente dobbiamo fare le somme anche qua. Allora, il verde sappiamo che vale 2, quindi 2. 1 più 1. Bene. Poi il marrone invece vale 5, quindi 3 più 2. 3 più 2. Il nero invece vale 7. Tutto insieme. Tutto assieme. Ole! Oh. Vinco! No! Minca. Non mi fare infogare. Allora, this look ominous. Lux. No, look, vabbè. Still like patient lea. Oh! Ah, è un ascensore. Oh. Fammi cavaglia. Hai visto? Minca. Però, pensavo se fossimo Aia. bloccati là, avevamo già incazzi. Yes, I survived, thanks for asking. Sposta Rita. Yes, I survived, thanks for asking. Vabbè, grazie, sono sopravvissuto. Sì, sono sopravvissuto, grazie per la risposta. Alessandro. La trappoletta. Minca, ce l'hai superata, non chiedermi nemmeno come. Beh, il Piocco può fare. Fermo un po', cioè controlla cosa c'è dentro. Abba. Però Scette? c'è anche un buco. Vuoi provare? Minca. Vuoi provare ad andarci? E poi come cazzo saliamo? Non lo so. Vabbè, aspetta, andiamo un attimo avanti. Poi vediamo. Oh, qui c'è. C'è qualcos'altro. Troppe cose ligi però. Vabbè. Trick in crap. No, sopra in svedese e sotto è. Allora, seems like I need to hit the buttons in the correct order. Quindi sembrerebbe che io ho bisogno di premere i bottoni nell'ordine giusto. Each button should be pressed only once. Quindi ogni bottone può essere premuto solo una volta. Two or more correct buttons in a row give a pling. Gives a pling. Quindi 2 o più pulsanti corretti per riga e una row danno un pling che non so che cazzo sia. Make sure you can hear not blocks. Però io volevo vedere cosa fa la... E soprattutto... Ah, ok. Perché quello ha fatto rumore prima? Aspetta. Ok, questo fa rumore. Quello fa rumore. Là! Ecco qua. A culo. Perché mi sono reso conto che questo qua faceva rumore dopo che schiacciavo quei due. Poi invece questo lo faceva dopo che schiacciavo questo. Questo qui non lo faceva, l'ho schiacciato questo. Aspetta, però io voglio sapere cosa c'è lì dentro la botola. Vuoi provare ad andarci? Ah, io. Vai. Cosa c'è? Boh, aspetta. C'è una cassa con dell'oro. C'è una quella di... quella cosa. Allora, se detta som en varning nästa gang är det lava. This was put here as a warning. Don't feel bad if you feel for it. I made the damn trap and I've fallen like 20 times. Vabbè, c'è un modo per risalire. Ah, ok, eccoti. Ma cazzo, marua. No! Aspetta, però voglio scendere anch'io, fermo. Voglio vedere che cazzo c'è, giusto per farlo vedere agli iscritti, che se no l'hai visto solo tu. This was put here as a warning. È inutile che suoni qui, non ti aprirà nessuno. I made
Vabbè, non serve un cazzo in poche parole sta trappola. Era solo per farci spaventare. Ma va a cagare. Devo dare affetto tutto il giro. Va a cagare. Mica mi... Pensavo fosse più indietro. Oddio. Cazzo c'è da ridere? Attura vittime du. Oh. Possiamo andare avanti. Beh ragazzi, io direi che questa puntata può finire qua. Per il prossimo enigma la facciamo nella prossima. Quindi Piocco, saluti prima lei. Che ogni volta Beh, facciamo. ragazzi, vi saluto. Buonanotte. Io non posso gridare che ci sento addormentato. Anzi, scuso se parlo poco, però si sente tutto dentro. Minca. Non farmi fare. Non si fa nel video. Si fanno nei video. Bella, ragazzi. Ciao. Quelle non sono scale. Quali? Quelle lì. Eh sì, ma non penso si possa passare da qua. Vabbè, ma siccome il gioco deve essere al massimo realistico, noi possiamo anche nuotare fino a qua sotto. Non è che siamo. Scusa, ma questa non era la base navale di prima? Mi sa di sì. No, è impossibile. Ho disattivato questo. Vattenfall on off. Ah, la cascata. E quindi? Ah, era per coprirla probabilmente. Sì, e dunque? Ho capito forse. Qua sotto nella cascata c'è qualcosa? A parte rumori strani. Non c'è nulla. Scusa, è l'acqua da dove minchia arriva? Boh. No, però mi sembra strano veramente. Perché qua il tipo dice che sente roba strana nella foresta. Vieni, proviamo a salire da qua, via. Aspetta che ottenere qua, porca miseria. Eccola là. La... Siamo arrivati qui nella foresta. Secondo me c'è qualcosa. Ma dov'è che sei? A Suzu. A Sus. Mi vedi? Ma assolutamente no. Guarda verso l'alto. Alla tua sinistra. Sto saltando come le pude. Là. E farende scuruburu. Sta pure scurendo, ragazzi. Sta calando il sole. Il sole è calando, nemmì. Beh. Non c'è niente qua. E beh, però non si sa mai. Però vedi, sarebbe stato più bello con... Almeno, quantomeno solamente zombie. O no? Beh, ma noi sono lo stesso coglioni, sì. Perché qua c'è una... Bena? Lì ci sono fiaccole. Beh, ci deve essere qualcosa qui intorno. Andiamo lì vicino alle fiaccole per vedere se c'è roba. Scusa. Ecco qua, Piocco. Benjamin. Guarda. Chi c'è? Momotti. Là. Bena. No. Questo è il fiuto de Sabude. Altro che Sabuda, un segugio sono. Ma non c'è una minca però. Beh, bello sagugio. Beh, oh, dopo gatta sta caverna, poi non è che tempi di... Ma sei sicuro? Ma siamo sicuri che non c'è nulla? Sposta rida. Non è che possiamo togliere l'argilla? Però c'è Spostare? detto che non bisogna... Ma gasta, il nostro si sbatte esaltamente. Tremo la... No, dai, gioca.
Però mi sembra strano. Proviamo a controllare che non ci sia tipo un pulsante ognuno di questi cosi. Cioè veramente mi sembrerebbe strano non poter fare un cazzo. O no? Magari per depistare. Ma non penso. Magari c'è qualcosa dall'altra parte. Magari se la smetto di cadere. No, perché il tipo... C'è scritto che ho visto qualcosa di strano nella foresta. Minchia, mi sento molto free roaming, capito? Magari bisogna seguire una strada precisa e io me ne vado a casino dove non c'entra nulla. Luca. Mm. Che cosa? Come te che vai? Luke. Per chi non lo sapesse, è come un nostro amico viene chiamato. Legolas! Ah, Cosa vedono i tuoi occhi da elfo? un cazzo. Mi sa che vedo un laghetto di lave. No, però c'è something qualcosa che mi disturba nella resta. Però io se cado da qua mi faccio male. Perché hai detto resta? Perché c'era scritto così nelle cose, nel bigliettino. A parte che secondo me ci siamo persi. E se dobbiamo modificare l'impostazione del FOV? Ah, ecco. Ma a 90 lo vuoi mettere il FOV? Minca. Però io lì vedo luce, eh. Dove? Ci sei? Ma manco per niente, sono ancora pesato una tadevo. Là ho visto qualcosa, o sei tu? Allora, c'è una luce in fondo vicino al deserto, la vedi? Ale? Eh, La vedi sì o no? ma no. Là! Eccoti, a meno che quello non sia Herobrine sei tu. Girati di spalla. No, 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 di spalle ora. Mi vedi qua in fondo saltando? Là. Non ti vedo, però ho visto qualcosa che si muove. Stai andando dall'altra parte, stai andando. Ah no, ok, vai verso l'alto a sinistra. Ragazzi, qui il Piocco va guidato. Vabbè, io intanto vado a vedere cosa c'è là. Ma secondo me è semplicemente un laghetto di lava. Noi ce ne stiamo andando da dove non c'entra una minchia. Però mi sembra strane queste luci così. Infatti. No, ragazzi. Che cazzo è tutta sta roba? Mi sa che bisogna saltare, lo sai? Avascio. Vieni qua. Qua dove? Che non ti vedo. Nella... Dove sei? Non lo so. Eccoti. Là. Mi vedi? Dove? Cos'era quella cosa che c'è qua? Oddio, ho trovato un'altra cosa. Ale, sto trovando marea di cose. Io metto un po' di torce perché altrimenti Bravo, così ti vedo. le perdiamo. Minchia, vado su Vogu. Allora, c'è una torcia su un albero. La vedi? Manco buona pizza. Dimmi coordinate, va. Se non mi ricordo male era F3. Vai su, Bello. sì, X544, Z-1644. 544. Io ogni tanto vedo qualche... Boh, qualche Oh. cosa strana. Mi sembra Herobrine. Ma Herobrine non dovrebbe esserci più, vero? Se neanche di che cazzo sto parlando. Ale? Sto chickendo. No, però... Veramente, cosa sono sti scatti che vedo ogni tanto? Anche io li vedo. Sai che cosa sono? Mm? I mostri che spawnerebbero, ma che non possono spawnare perché c'è la cosa. E siccome la texture è fatta di merda... Stai arrivando? Esorzienti. Cinque- 544. A casino che si andavo. Ma io sono, guarda, è vicinissimo a quel buco che avevamo trovato. Che cazzo? Ma che cazzo è, ragazzi? Che poi lì ci sono, abbiamo trovato un po' di cose.
Aspettando il piocco. Eccoti là, vai dritto. Vai, bravo, lì, dritto. Urrendo. Ma scendi nella pianura. Padana. Ah, non ti vedo più però. Ok, eccoti, bravo. Adesso vai verso... Ascolta, facciamo prima che venga a prenderti, va? Oh no. Ma non c'è manco Mi vedi? Cacao. Porca galera, oh ragazzi, il piocco qua che mi fa perdere di notte. Minchia, sarebbe stato molto più bello con i mostri, secondo me, però, Oh, qui si può scendere. Sì, ma si mi cantavo culo. Cioè, non c'è nulla. Qua c'è ferro, mi sa. Cazzo, ragazzi, mi ha appena pizzicato una zanzara bagassa maledetta. Puttana Eva. Qua c'è cosa? Una cosa pelosa. Minca. Aspetta, Mamma, aspetta. cazzo, veramente, No. non sai niente. Sembrava ci fosse una specie di Ma non è che sono cartino. pulsanti, cose del genere. Eh. Che secondo me non si vede un cazzo in questa mappa. Ma come ti do rasaziai? Ah, ok, vieni. Siccome abbiamo appurato che non è una minca questa cosa, togliamo subito la torcia. E andiamo dove ci sono le altre cose. Fammi prendere anche questa di torcia che magari può servire. Lo vedi lì, s'allucede. Io dicevo, boh, ma sarà un laghetto di lava, andiamo a vedere. Bisogna sempre ficcare il naso. Però non capisco cosa bisogna fare qua. Se Ci ci sarà cadiamo un... qua, siamo nella merda. Ma ci sarà un inizio. Questo Floris. Tenta non pungerti nel cactus. Ma guarda, secondo me questa è una fregatura come tante altre cose. Ha l'aria di essere un labirinto, boh. Ma io sono sceso, ma non c'è un cazzo. Cioè, e poi tra l'altro penso che sia anche facilissimo salire di nuovo. Beh, è sabbia. Però ora ci sono dei blocchi strani. Infatti. Cioè, perché c'è quel blocchetto là? Anche qua. Era in aria. Aria in aria. Minc. Quando rodias all'aria in aria. Per chi non avesse visto la scorsa puntata, Trodio in sardo vuol dire scoreggio. La guarda i mattoni. E beh. Pure qua ce n'è, ma... Come dire, ma se non ci scavo un casino. Ce ne andiamo da qua, ragazzi, perché... A parte che se stiamo facendo, tipo, dobbiamo andare a prendere le... Però era bello andare a esplorare la foresta, a vedere che c'era qualcosa, o no? Peccato che non c'era niente. Boh, ci sono cose ma inutili. E poi il tipo dice, c'è qualcosa di strano nella foresta. Ma non abbiamo qua cosa, però. Perché poi noi ragazzi siamo andati a esplorare la foresta per vedere se si poteva aprire quel cazzo di posto. Perché ci sono due torce messe come se in mezzo ci fosse un qualcosa. Invece non c'è una pizza. O no, Piocco? Sì, secondo me quello è rimasto rinchiuso troppo tempo là dentro. E come è fatto a scrivere? Fuori. Perché qua c'è una torcia? Cosa c'è qua? Minchia, ma non c'è mai un cazzo, altro che... Da Blockhouse. Beh, fancufi. Oh ragazzi, è pieno di cose che sembrano dungeon, ma non c'è niente. Perché mettono le torce qui? Non c'è niente qua sotto. Non c'è proprio una pizza. Vabbè, noi torniamo là. A questo punto, che ne dice, signor Piocco? Sì. Il giro invano nella foresta di Fangorn. Abbiamo incontrato Ivano. Oh, però veramente a me non mi convince quel pezzo là. Vedi il cartello cosa dice qua? Lo vedi? Quanto cazzo sei? Dov'è il cartello? Cos'è che dice? Ma
Scusa di non togliere i blocchi, mamma Sense mia. a disturbance in the forest. I sense. Che poi non vuol dire... Bah. O è I o è primo, first. E non vuol dire un cazzo lo stesso. Boh, vabbè, andiamo, va. The foresta. Aspetta, cosa c'è scritto? For... Forest. Resti. For. Boh, ascolta, banda son case, non lasciamo perdere. Anche perché quel for non è 4, è un per. Sarebbe. Per resti, ma non vuol dire una minchia, va. Se fosse in italiano, for rest, il resto di 4. Beh, E tocca rapponi sul numero. sono 44 gatti. E infila per 3 con il resto di 1. Ma io non capisco ancora il 3 in quella specie di prigione. Io continuo a non vederlo. Non lo vedi? No, La vedi nella prigione là in fondo? La vedi, sì o no? no. Mica, che cazzo di rendering hai nel gioco? Aspetta che modifico il Vabbè che fondo. con questi occhi alluati della... Sto cazzo di cosa? Lo vedi da qua? Oh, 8. Ah, non 3. Maita 8, non regge. Ma cosa servirà? Ma si potrà cambiare? Ho un'idea. Proviamo a schiacciare. C'era un pulsante, vero? Che tu avevi detto non fa nulla. Sì. Ma era lì in fondo. Stracau? Là! Là! 4. Mmm. Vediamo se rischiacciamo cosa succede. 5. 5. Beh, 3, 4, 5, 6. 7. 8. 4. 8. Deve essere 9 ora. No, si spegne. Scusa, là non c'era una porta che hai detto che non faceva ad aprire. Eh sì, ci sono le porte. Nella prigione non fa entrare. Non è che tipo bisogna mettere un numero che non abbiamo visto. Magari lo troviamo tipo nel faro. Oppure for rest vuol dire 4. 4, ma mi sembra un po'... Mi sembrerebbe un po' troppo complicato. A parte che là in fondo c'è una torcia. Oh no. 0. Eh beh. Lì in fondo c'è una torcia, la vedi? Dove? Qui in fondo, vabbè, io vado a vedere che cazzo è. Tanto tentar non nuoce. Non ce n'è solo una, ce ne sono un po'. E c'è un pig. Poi... Pare che non c'è nulla. Vieni, facciamo il giro, magari troviamo qualcosina. Che poi c'è qualcosa di strano. Boh, un senso di cos'è che aveva detto nella foresta. Però chissà che foresta intende quello. Oh no. Già. Insomma, ho fatto male, ovviamente. Proviamo ad andare nel faro. Proviamo. Magari c'è qualcosa dentro il faro. Oppure... No, non penso che serva a qualcosa sta cosa. A parte far partire una specie di minecart, ma...
Facciamo prima salire e andare dall'altra parte. Abbiamo trovato numeri per caso? No. Pum, 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 pum. Chissà, non è che nel giardino di questi merdosi c'è un numero. Questo era il cinema. Allora, il faro qual è? Quello lì grande. Come ci si arriva? No, devo rimettermi a posto il fuoco perché mi sto dando molto problemi. Ah, dal faro si arriva. Mica, non siamo saliti nel faro. Allucinante. Stavamo per andare via senza essere saliti nel faro. Attural Subiocchi. Cosa stai facendo? Ti stai facendo le pippe? Beh. Ah, ci Ecco sono qui. le scale. Oh, Entriamo subito nel faro. bello. Una pepita d'oro. Utilissima al nostro enigma. Boh. C'è un faro grande quanto una furca. E te, Noah. E dai. Vabbè, io qua siccome ce l'ho già E salito. c'è lo rompo scritto solo. Don't ask. Non chiedere. Non Vabbè, chiedere. io invece scendo e chiedo. Aia. Ci sono pressure plate colorate, Ale. C'è questo mongolo, mi pare passare, dove boccio. Ecco, bravo. Perché si è chiusa la porta? E soprattutto come cazzo esco da qua? Mi sto per arrabbiare. Spostati. Minchia, ti ammazzo. No, non ammazzarlo, che potrebbe essere che devo metterlo sulla pressure plate, vedi? Uno è già dentro. Ecco, quello ci è andato, vedi? Uno ce l'ho messo io. Ok, sono 4 sulla pressure plate. Come cazzo risalgo su? No, beh. Stiamo rompendo tutto. No. vabbè. È riuscito. Ma siamo sicuri che queste siano pressure plate? Sì, sono pressure plate. E allora? O no? Pioco, dove sei? Giù. Eccolo là. Ma mi stava picchiando sto qua. Oh, ma che cazzo state facendo? Mori seduta stante. Picchiandomi. C'è un golem. Mi sa che vuole venire a picchiarci. Ci stanno seguendo per venire a picchiarci. Boh, vabbè, comunque vediamo se si è aperto qualcosa avendoli fatti andare tutti e quattro nella pressure plate dentro il faro, no? Proviamo. Altrimenti Se ne poi dubito, sinceramente. anche io, sinceramente. Infatti non c'è una minchia. E mi lancio in acqua. Sono fatto malissimo. E andiamo a questo punto andiamo a prendere la ferrovia, no? Sì. Che strano Sali. però. E questo cos'è? E Ale, Ah. quello di nuovo. Qui era dove c'era il minchione, Gelvin, e qua dove c'era la stazione. Fammi pensare un pochettino. Adesso c'è il numero 0, no? Non è che tipo bisognava mettere tutte e quattro i minchioni nelle pressure plate e mettere il numero 4 là. Boh, vabbè, raga. Siccome non lo sappiamo andiamo avanti, non penso di morire, no? Cioè non penso che succeda chissà che cosa. Vai, ci facciamo sto giro sul carrello e poi chiudiamo la puntata, vediamo che cosa, dove ci porta. Appena ci fermiamo, chiudiamo, ok? Speriamo che la strada non sia lunga come prima. No. Ma... No, ma io mi devo incazzare.
Ma sta dove minchia succedendo? ci ha portato? Ma guarda dove ci ha portato. Quando avevamo scelto di andare nella città, a piedi o col carrello? Mm, certo, io di nuovo deragliato. Vabbè ragazzi, facciamo così. E mi sta facendo tornare indietro. No, vabbè. Vabbè dai, io ti aspetto qua. Facciamo così ragazzi. Nel mentre che aspettiamo il Piocco, che vediamo lì che fa casino. Noi... Ma... Non è che è una finzione quel cartello là che ci diceva che era sbagliata la strada? Ah, Piocco. No, non penso. No, sai perché? Perché io lì vedo un arco. Vieni qua dove sono io. Vedo una specie di arco illuminato nella foresta. Tu lo vedi? Lì in fondo. Non vedi un cazzo, vero? No. Vabbè, comunque lì in fondo c'è qualcosa tipo che sembra un arco illuminato in mezzo a tanta pietra. Stiamo facendo tutto quello, tutto quanto tranne quello che ci dice di fare la mappa. Io mi lancerei, Ale. Speriamo che non sia troppo bassa l'acqua. Ok, perfetto. Inca. Abbiamo rischiato, eh. Ti sei lanciato? Bella per me. Minchia. Ok, no, perché io da lontano ho visto delle torce. A parte che continuo a vedere. Ragazzi, questa texture è molto bellina per fare questa mappa perché è cupa. È scura. È pericolosa. Ed è suggestiva. Però c'è un problema. Una Che mucca. fa cagare. Se non facesse così cagare sarebbe molto meglio. Il problema è che praticamente non posso mettere le texture più allegre perché comunque ci hanno detto di andare a sud. Effettivamente sto pezzo qua è a sud, quindi magari abbiamo pure trovato quello che veramente dovevamo cercare. Minchia, ti ho già perso. Ah no, eccoti là. Ma non c'è un cazzo veramente. Sali. Fiocco? Ok, Zanti ci hanno detto di seguire la cioè il tipo, no? Ci ha detto seguite la montagna a sud. E noi noi le seguiamo le indicazioni dello stronzo. Il problema è che se non c'è una strada possiamo seguire tutte le montagne del mondo a sud. Ma che cazzo ne sappiamo noi di che pezzo dobbiamo prendere? Tra l'altro dicevo per la texture pack, forse dalla prossima puntata proviamo a usare la realistic, che è lo stesso Koopa. Commenti su Gulu e Mamma Arranca. Beh. Allora io lì vedo torce grazie a un glitch. Io lì non vedo un K. Grazie a un glitch lì sotto vedo torce, quindi possiamo andare verso là. Grazie Aia. al glitch. Aia. Però prima vedo qua perché mi sembra che c'è una lucetta. Minca ragazzi, stiamo andando all'avventura col Piocco. Non sarà... Questa è Simona Avventura. Non ci credo, Ale. Cos'è? Guarda. Lo vedi quest'albero? Cos'è? È quello dove c'era il buco. Mmm. Abbiamo fatto il giro. Vabbè, comunque, siccome lì ho visto delle torce. Piocco. Benjamin. Esattamente. Attenzione su stampo. Attenzione su stampo. Ecco qua, guarda. Qui c'è qualcosa sicuramente. Mettiamo una torcia, se non che sta gente non bere una pizza. Beh, proprio. Allora io ho paura di scendere qua perché c'è scritto di non togliere blocchi. Vabbè, noi scendiamo. Se casomai li togliamo e si sbatte esaltamenti. Vediamo cosa c'è qui. Da su terreno benendo. Però vedi. Qua è chiuso, però potrebbe esserci qualcosa qua intorno. Immagino chi già conosce la mappa che sta pensando: ma dove cazzo stanno andando questi dei deficienti? E qua c'è un bivio. Andendaus, no? Beh. Allora, ragazzi, preparatevi a giorni e giorni di ricerca della strada per uscire. Lol. Puttana. E adesso come ti Aia. cazzo un debbe su da noi? Buone salugi. Oh, beh. Dove cazzo sei? Minchia, tu sei su, io sono giù. No, mo sono pure in basso. E il problema, ragazzi, è come cazzo saliamo da qua?
Ragazzi, ci siamo persi. Però si può scendere ancora. Io non so quanto, ragazzi, quanto possa essere conveniente ciò che stiamo facendo. Infatti. No. Ragazzi, adesso sarà un casino tornare su. Porcaccia la miseria. Ok, qua c'è una torcia. Da dove cazzo siamo arrivati adesso? Ale, Mm. ci conviene prendere la ghiaia quando la vediamo perché probabilmente dobbiamo farci spazio per salire su. Ok, qua si può salire, vieni. Qua dove? No, Qui, vieni, eccomi. Sei pronto a fare il salto della tua vita? No, perché non sono Qui, ancora salito. fittimu. Qua, oh. Oh, beh. Prendiamo un po' di ghiaia, va. Non mi ricordo il nome della ghiaia in inglese. Lo confondo con shovel che vuol dire pala. Ma sarà ghiaia o terra questa? No, ma è terra. Terra. E quella di prima era ghiaia allora. Mm. Aspetta, adesso come cazzo ero salito io là? C'era su stampo del no che simili. Proviamo a venire da qua. Piocco, cioè ormai che siamo chiusi qua possiamo fare l'amore, cioè. Beh. Qui sotto c'è luce. Tanto un saluto a Jacko che è entrato su Skype. Vabbè, sono salito, Benja. Vabbè, io intelligentissimo. Ok, salta anche tu. Stavo già... Mincale, guarda. E vedi queste rocce come sono messe? Mm. Queste due parenti scallonette sui coglioni. E questa sembra la minca con la torcia nella punta. Guarda da qua. Schifezza. Callonetto. Ok, dai, forse abbiamo trovato un punto per salire. Qua no, però. Forse. No. Qua? Più poco. No, qua non c'è un cazzo. Ragazzi, sto pezzo lo potremmo anche tagliare, Vero? Sì. Possiamo tagliare. Noi continuiamo comunque a parlare con voi in modo che se c'è qualcosa di interessante poi lo lasciamo. Però lo tagliamo in generale. Cioè magari lo velocizziamo. Qua c'era di nuovo la minca. Se tu non si Arrivia. sfondi vai su giro su burrico. E tu burri cos'esi? Minca. Ma poi sta cazzo mi ha inciso tra noi. Tentazione di entrare con il... Minca canta c'era la vascio, famo. Lava ho visto però. Sì. Sunne che da cagao. Anche Sabano, Urra. Ah no, però non sto morendo. Oddio. Sono destura su fuoco. Arce no che. Cazzo arrivi? Corra. Oh, yeah. Perché stando lì? Vediamo che cazzo c'è. Divagando per la mappa. Mi è anche arrivato un messaggio, ragazzi. Puttana. Cosa c'è scritto? Maundi. Il noghe. Ah.
Sì, ma dai, però, cioè, non è una grotta normale questa, dai. Sembra fatta apposta, o no? Bah, secondo me. Ci stavazzo. Mm. Adesso entro con Max. Ci do 2 picconi di diamante. Scaviamo verso l'alto e si ci grava Tansugun. Che ne ho messo le torce a cazzo proprio. Noi c'è Sabba. Facciamo una cosa, iniziamo a togliere le torce dove non si può andare da nessuna parte. Così l'unica che rimarrà sarà quella dove si può andare. Sarà qua. Variarà. Forse abbiamo trovato, va. Che porco lag. Sì, dai, mi sa che abbiamo trovato, vieni. E se smettesse di laggare, forse riuscirà a salire anche. Mi sa che non ne so trovare proprio una minchia. La minchia di prima abbiamo trovato. Sei salito? No. Vabbè, intanto do un'occhiata. Mi sto già incazzando. Vai, vieni. Ora. Vieni qua. Anche se la vedo dura perché non ci sono torce. Mi sa che si fa suggere su Borrico. Infatti. E noi c'è sta villona. Qui? Là! Piga sta torcia. Oh. Infatti qua non c'è un cazzo, me lo ricordo. Qua sì però. Piega sta torcia. Là! Penso che attavo sono i miei mondi. Sposta aria. Sì, e il problema è adesso dove cazzo ne siamo usciti? Ragazzi, siamo riusciti a uscire dalla tana del lupo. Il problema è dove cazzo siamo usciti? Ah, ok. Vedo l'albero con la fiaccola. Minchia, bisogna abbatterlo quel cazzo di albero. Minchia, è un punto di riferimento, me lo dovevi abbattere. Ma poi cosa diceva? Nelle montagne del sud. Siamo a sud e non ci sono montagne. Boh. Qui dove avevamo visto il glitch. Ecco qua. Là. Una bravea c'è. Vai, addentriamoci. Ma non è una montagna però. Ma sai che è rischioso? Scofa, tu sei proprio finita prima. Torna a Suso, vai. Ragazzi, abbiamo messo un quarto d'ora per tornare. Ovviamente quella parte voi l'avete vista velocizzata. Se non addirittura tagliata di netto. Beh. Mi segui?
Adesso facciamo una cosa, va. Lì c'è l'albero con la fiaccolè. Aspetta, lì dove però? Ok, lì in fondo vedo qualcosa che mi sa che è la prigione, quindi l'albero con la fiaccola è lì, esatto. Nelle montagne del nord, questo dice c'è qualcosa di strano nella foresta. Merda c'è. Esatto, continuano a vederlo. Facciamo una cosa. Mm? Ritorniamo da Galvas o Galvin, come si chiamava. Che vediamo un attimo dove indica il sud. Ci sei? Dove cazzo sei adesso? Lanciaria. Aia. Stai smazzolendo con qualcosa? Giungomo. Beh, che si intende su Beh. un video. Torniamo dal tipo, va. Minchia, meno male che c'è scritto che va finita in 2-3 ore questa mappa. 2-3 ore girando a caso. Beh, ma scusa, cioè non sarebbe divertente Beh. se Wood e Subiyuki se non fosse così. Come ha fatto a liberarsi quello stronzo? Non l'avevamo chiuso? Accendi la luce. No, se n'è andato. Ma dove? Cosa c'è scritto qua? Ah, Vedere un po', allora. la cazzo di Sud. mattina. Ok, sud bisogna andare verso quella parte. Io Quindi sono nel ho un'idea. cimitero. Aspetta un po'. Vieni? Io? Sud bisogna andare verso lì. Ti ricordi che verso là c'era scritto che nella montagna non serviva andare perché poteva essere una fregatura? Ma invece noi ci andiamo perché magari è una fregatura proprio quello. O no? Può essere. Quindi verso sud è da quella, ricordatelo. Sì. Questa è tutta quella Non mi ricordo roba. quello che mi è andato a cena. Beh, allora ragazzi, qui il Pioco vuole dirvi che vi ama tutti. Minchia. Che vi farebbe il culo a 1-1, ma siccome lui è buono lo fa soltanto ai suoi Sa- fidanzati. Beh, ci mancherebbe. Mi stai seguendo? Ti sto seguendo tipo cani. Allora. Queste qui sono le montagne del sud. E c'è scritto Dead end, must be wrong way. E secondo me è una stronzata. Cioè non è possibile che sia la strada sbagliata. Però fammi vedere una cosa. Laggiù che c'è un glitch, come voi vedete, Must be wrong way. è pieno di torce. Torce di redstone, vedete, fino a laggiù. Però dice... Cioè, dead nel senso di